Liceo Classico Empedocle al via il nuovo anno scolastico, con quali prospettive, Preside? Sì, oggi comincia il nuovo anno scolastico, siamo nella giornata dell'accoglienza, accoglieremo le quarte ginnasiali e prime musicali e le prime liceo, le terze classi, che comunque sono diciamo, ai nastri di partenza di una nuova avventura, di un nuovo anno scolastico. Li abbiamo lasciati l'anno scorso con la consegna dei diplomi, adesso prendiamo quasi come in un passaggio del testimone questi ragazzi all'inizio della nuova carriera. Quest'anno diciamo è un anno più leggero, nel senso che le restrizioni sul Covid non ci sono come gli anni precedenti, quindi questo diciamo è un buon motivo anche per continuare una scuola diversa dagli altri anni. Sì, sicuramente sono cadute le prescrizioni, anche se il Ministero ci invita sempre ad essere pronti per un'eventuale nuova ripresa dei contagi, quindi a non abbandonare del tutto le misure precauzionali. È chiaro però che il ritmo sarà molto più disteso, rilassato e come vedete siamo tutti ormai a viso scoperto perché l'obbligo delle mascherine è definitivamente tramontato. Il classico fa parte della rete dei licei, una novità, di cosa si tratta? Sì, il Liceo Classico Empedocle è stato scelto proprio come scuola capofila per la provincia di Agrigento nella rete regionale dei licei classici all'interno della cabina di regia, quindi moltissime saranno le iniziative proprio per il rilancio del curricolo degli studi classici, di cui appunto ci pregiamo di essere i rappresentanti nella terra agrigentina e provincia naturalmente. Questo perché gli studi classici non tramontano mai, sono sempre quasi come dire trainanti per qualunque percorso e per qualunque curricolo. Le altre scuole, le altre classi quando prenderanno inizio? Da domani si rientrerà a scuola regolarmente per tutte le classi, quindi l'anno scolastico è cominciato anticipatamente, ma in questo senso noi vogliamo anche riaccogliere i nostri alunni, rinvitarli alla normalità e per questo la nostra scuola è già pronta. Nelle tantissime iniziative che organizzate durante l'anno scolastico ce ne sarà qualcuna in particolare e se sì quale, magari se ce l'anticipa? Sicuramente riprenderanno i campionati di debate perché l'anno scorso hanno avuto un grandissimo successo, regionali e nazionali, la scuola si è classificata molto bene, sono dei campionati che in fondo diciamo, non riprendono altro che un'antica arte che è quella dell'oratoria e in questo senso i nostri ragazzi si proprio così cimentano su tesi, antitesi e sintesi in un confronto che è sempre leale e corretto e questo vuole anche abituarli ad una nuova metodologia che è quella proprio del confronto, che non è mai però offensivo o lesivo delle opinioni altrui. Purtroppo oggi c'è tanto bisogno di questo perché si tende sempre a farsi ragione quasi in maniera diciamo arrogante, invece noi vogliamo che i nostri alunni imparino a conversare, a dialogare, ma sempre con educazione, civiltà e rispetto, la parola fondamentale deve essere soprattutto questa. L'annoso problema della mancanza di docenti, supplenti, ecco, voi avete avuto in questo senso qualche problema o avete ripreso in pieno l'attività, nel senso mancano docenti, qual è la situazione del vostro liceo? No, in realtà non mancano docenti, solo nell'indirizzo musicale abbiamo avuto qualche trasferimento o assegnazione provvisoria, quindi lì effettivamente ancora c'è qualche docente che deve arrivare, ma per quanto riguarda il classico abbiamo tutte le classi coperte e sono tutti docenti titolari, quindi la situazione è molto tranquilla da questo punto di vista, siamo contenti di questo. L'augurio è che questo anno scolastico possa essere sereno, possa essere proficuo, possa essere anche faticoso, perché no? Perché la fatica poi è anche sintomo di impegno e chiaramente questo noi lo auguriamo a tutti i nostri studenti, a quelli del primo anno ma anche a quelli che entreranno domani. Buon anno scolastico a tutti! Allora comincia l'anno scolastico, qualcosa come comincia l'anno scolastico? Non abbastanza bene, siamo tutti molto emozionati quest'anno, siamo contenti di ritornare. Mi aspetto tante fatiche, però sarò contento di affrontarle. Si avventura questo nuovo anno scolastico? È il primo anno? No, primo liceo. Ah, primo liceo. Ecco, come si affronta quest'anno dopo l'esperienza, dopo la vacanza? Ma è sicuramente un po' impegnativo perché siamo ancora abituati all'estate, però quest'anno è impegnativo e ci dobbiamo impegnare molto. Che ci aspettiamo tanto, ma allo stesso tempo dobbiamo fare tanti sacrifici, perché bisogna studiare. Quest'anno però non ci sono tutte le restrizioni del Covid, no? Questo è vero, meno male, per fortuna. Speriamo partita bene. Poi Lazio però speriamo vada tutto bene, tutto regolare.
Valerio Patti, rappresentante del Consiglio d'Istituto. Beh, che dire, siamo veramente emozionati per questo primo giorno, per noi l'ultimo. Beh, innanzitutto vorrei dire ai ragazzi di non preoccuparsi e di seguire le lezioni piano piano, perché comunque studiando piano piano ed avendo un buon rapporto con il professore, anche con la materia che si studia, comunque si possono ottenere anche grandi risultati. Filippo Cucchià, rappresentante alla consulta studentesca del Liceo Classico Empedocle. Oggi per me è l'ultimo primo, dunque è un giorno molto sentito, inoltre rappresento anche gli studenti del liceo. Oggi appunto c'è l'accoglienza dei ragazzi del primo anno, quarto ginnasio, del terzo anno, primo liceo, che quindi giungeranno qui nella sede centrale. Un augurio a tutti di un buon e proficuo anno scolastico, sperando che diciamo, il Covid, le restrizioni Covid non tornino. Ecco. Nicolò Palmisciano, rappresentante d'istituto. Beh, che dire, è un anno che parte, si riparte con entusiasmo, con gioia, con allegria. Tantissimi ragazzi stamattina si sono accalcati appunto per la corsa all'ultimo banco. Questo è sintomo di voglia di ripartire dopo 2 anni veramente vissuti non nel migliore dei modi, però la nostra scuola appunto ha resistito, siamo ancora qui e quindi siamo veramente felici e orgogliosi di poter ripartire nuovamente per quest'anno scolastico.